Il terremoto giudiziario che ha investito la Giunta regionale Ligure, i vertici del porto e il mondo dell'imprenditoria svela in controluce un tema delicato, quello del rapporto fra poteri centrali e poteri alle regioni. Previste formalmente in Costituzione, istituite negli anni 70 con il primo parziale trasferimento di poteri, le regioni hanno assistito negli anni ad un progressivo incremento delle loro funzioni che i sostenitori dell'autonomia vorrebbero completare o incrementare ulteriormente. Tutto questo offre la possibilità di una serie di riflessioni. I presidenti di regione, le regioni hanno aumentato notevolmente le loro competenze. Pensiamo alle competenze nel campo della sanità, che è come dice, sostanzialmente il core business della regione, è quello che pesa di più anche sul bilancio regionale. Questo naturalmente ha cambiato tutta una serie di dinamiche, ha fatto dei presidenti della regione personalità istituzionali oggettivamente molto importanti, non si chiameranno governatori formalmente, però sicuramente hanno un potere notevole. Nelle vicende politico-istituzionali più recenti degli ultimi anni c'è una netta spinta verso la personalizzazione proprio perché la investitura è molto forte, diretta, bisognerebbe casomai pensare a limitare il periodo di carica. Nella storia occidentale il tema delle cariche e della brevità delle cariche è un tema fondamentale, addirittura dal 500, no? Cioè la brevità delle cariche, la non ripetibilità delle cariche è sempre stato considerato un presidio di sicurezza istituzionale, cioè per evitare che si consolidino delle posizioni di potere in maniera eccessiva e soprattutto per un periodo eccessivo di tempo. L'8 e 9 giugno si vota per le elezioni europee, per il turno ordinario delle elezioni amministrative e per le regionali in Piemonte. Si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Nel 2004 andarono a votare il 71% degli aventi diritto, nel 2009 il 65%, nel 2014 il 57%, nel 2019 il 54%. Le vicende giudiziarie rischiano di compromettere ulteriormente la partecipazione al voto? Noi siamo andati negli ultimi decenni verso una diminuzione dell'affluenza al voto, in una realtà come quella italiana che in realtà è molto stabile dal punto di vista dell'indirizzo politico. E quindi ogni volta i partiti hanno il problema, le forze, gli schieramenti, hanno il problema di portare a votare i propri e di convincerli che sia il caso di andare a votare.